Il lungo rettilineo che collega Vicenza a Noventa Vicentina, un boato, poco dopo le 22:30, lo schianto tra quattro auto, la tragedia che nella notte di Ferragosto è costata la vita a Valentina Cracco, la 21enne residente a Nanto, deceduta all'interno della sua utilitaria, vani i tentativi di rianimazione da parte dei medici del SUEM che hanno dovuto dichiarare la morte della giovane. Altre due le persone ferite e trasferite in ospedale dai sanitari, illeso il quarto automobilista coinvolto nel tragico scontro che si è consumato in Riviera Berica poco prima del semaforo di Ponte di Barbarano. Ma adesso noi faremo delle valutazioni con l'ente gestore della strada, appunto se è il caso di installare qualche strumento per ridurre la velocità, quello che è possibile fare ovviamente perché il tratto è rettilineo, non ci sono abitazioni, però ecco, faremo anche noi questa tavolo di lavoro, attiveremo questo tavolo di lavoro per capire se è fattibile qualche intervento. Ieri sera ad intervenire sul posto i vigili del fuoco da Lonigo e i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente tutta da chiarire. Ora si attende l'esito degli esami tossicologici. Le operazioni di soccorso sono terminate all'alba, notizia che ha scosso la comunità di Nanto con il sindaco Manuela Vecchiatti che ha preferito mantenere il riserbo esprimendo vicinanza ai familiari della vittima, ricordando un'altra recente tragedia della strada che scosse la comunità di Nanto, l'incidente che a marzo dello scorso anno ad Agugliaro spezzò la vita a 3 persone.